Si può fare! Certo, sa di alchimia, ma è un sogno che si avvera. Trasformare il piombo di un'epoca buia in oro, l'oro di un trionfo. Il Veneto è il laboratorio dell'ultimo esperimento politico. Vengono mescolate, come ingredienti arcani, le chimiche del centrodestra. L'area popolare è un corpo unico formato da UDC ed NCD ben cuciti assieme e con il volto di Flavio Tosi, il candidato alla presidenza della Regione Veneto. Oggi la proclamazione dell'Alfiere dell'area popolare è una scarica elettrica che dà vita alla nuova creatura, concepita nel laboratorio del Nord-Est. Si sta creando un'alternativa vera di governo che parte dal Veneto, ma sicuramente diventa poi una prospettiva nazionale. L'area popolare dunque parte dal Veneto, ma ha un progetto: riconquistare l'Italia. Una visione che ha il suo profeta in Flavio Tosi, l'ex leghista di ferro, che non cambia stile. Al taschino c'è sempre il fazzoletto, che però non è più verde, e non per un problema di candeggio. Senza giri di parole, lancia le priorità: lavoro e impresa, politiche sanitarie e sociali, l'autonomia della regione e non ultima la sicurezza. Un laboratorio politico per il futuro dell'Italia, puntualizza il senatore Maurizio Sacconi, con al centro la famiglia naturale. Un Veneto del fare, ritornare ad essere i veneti di sempre, quello che fa parte della nostra storia, quelle delle cose concrete. Credo che questo sia il messaggio oggi che abbiamo dato noi di Area Popolare assieme a Flavio Tosi, un amministratore concreto e noi altrettanto con concretezza rispetto alle cose del fare. Tutto è pronto dunque, il 1° maggio verranno presentate le liste e le candidature. Flavio Tosi correrà con 2 liste civiche col suo nome, una lista di pensionati, una autonomista e poi con quella dell'area popolare. E i giochi, assicura, sono tutti aperti. Quando si vedranno le liste in campo si capirà che la maggioranza di chi ha sostenuto Luca Zaia in questi 5 anni sostiene Flavio Tosi, e questo forse dovrebbe anche far riflettere.